Consigliere Venturini, le tue proposte personali, o le tue battaglie, da te proposte in regione, e quali vuoi portare avanti anche in futuro, sia a livello legale, a livello sociale, che cosa hai in mente, che cosa hai fatto fino in questo periodo? Allora, in questa fase ci si è molto dedicati agli provvedimenti, comunque alle attività connesse alla gestione della pandemia, perché è stato il tema e la battaglia delle battaglie, quella relativa alla gestione della pandemia che ha condizionato poi la nostra vita dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Tra l'altro sono componente della quinta commissione, che è la commissione della sanità, dove vengono affrontate tutte le questioni aventi una valenza appunto sanitaria, e spesso è venuto l'assessore regionale Lanzarin a riferire e a raccontare proprio come viene organizzata la macchina, che cosa si sta facendo, e quindi noi abbiamo cercato anche come consiglieri di dare il nostro contributo attraverso osservazioni, attraverso domande, attraverso rilievi. Sto pensando ad esempio nel mio caso il fatto di aver sollevato una serie di questioni che riguardano il comparto termale, gli operatori appunto dei centri termali, le cure riabilitative post-Covid presso le strutture alberghiere, piuttosto che le richieste che provengono ad esempio dagli albergatori per realizzare dei centri vaccinali presso gli alberghi, o ancora le attività che possono essere svolte all'interno della struttura alberghiere legate alla gestione post-Covid della pandemia. Quindi dico, si è cercato in questo modo di creare un collegamento, perlomeno questo noi cerchiamo di fare come consiglieri regionali, tra il territorio e le strutture regionali e gli assessorati, per permettere di trovare, di far cadere, ecco, di atterrare sui nostri territori quelle che sono poi le decisioni, calandole e cercando di adattarle al contesto. Al netto, ripeto, di questa gestione legata alla pandemia, beh, ci sono delle questioni importanti che riguardano il nostro territorio, ad esempio quella infrastrutturale, la SR10, una arteria stradale che nella Mh. bassa padovana, ad esempio, è fondamentale per permettere il sviluppo del territorio. Se voi pensate, gli antichi romani, dopo aver conquistato un territorio, ci costruivano le strade, questo sta ad indicare che una volta che hai la disponibilità, che c'è la disponibilità di un territorio, per poterlo urbanizzare, per renderlo vivo e rivitalizzarlo, devono essere costruite strade. Ecco, se noi Infrastrutture. vogliamo rivitalizzare, tenere forte esattamente l'area della bassa padovana, questo deve essere fatto. E sto seguendo appunto lo sviluppo, l'andamento della realizzazione di questa importante opera infrastrutturale, che sta procedendo con la progettazione, quindi sta andando avanti l'iter, e speriamo che per la fine dell'anno si possa concludere tutta la fase della progettazione ed iniziare così a incominciare a vedere anche dei traguardi proprio per questo intervento. Ma sto pensando anche alle attività che stiamo facendo anche come consiglieri di Forza Italia nelle commissioni, perché voi sapete che i consiglieri regionali fanno le leggi, ecco, banalmente. Prima di portare un progetto di legge in consiglio dove viene votato, prima passa nelle commissioni che si distinguono per competenza, e qui noi discutiamo e facciamo le nostre proposte. Ecco, le nostre proposte ad esempio sono concentrate, faccio un accenno a un'attività che stiamo facendo proprio in questo momento, a semplificare ad esempio la normativa inerente all'attività edilizia, per cercare di dare un impulso, un input all'attività edilizia, proprio in vista di una ripresa Mh. legata alla post pandemia. Certo, E la semplificazione nel nostro paese diventa fondamentale se vogliamo farla ripartire, perché tante volte assolutamente. noi imprigioniamo le nostre energie con tutta una serie di regole che, tolte quelle, magari permettiamo ai nostri comparti economici poi di ripartire. Sì, siamo sommersi dalla burocrazia, son d'accordo.